Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Udine in Riva Bartolini per confrontarci con l'edicolante di questa puntata. Ma prima di partire naturalmente diamo un'occhiata alle inchieste del settimanale Il Friuli in edicola da quest'oggi. Copertina dedicata a una moda tutto sommato senza tempo, ma che oggettivamente è diciamo sempre più di moda. Scusate il gioco di parole. Pericolo a fior di pelle. Si parla di tatuaggi e dopo il sequestro di inchiostri cancerogeni abbiamo deciso di fare chiarezza su questa tipologia di forma d'arte. Abbiamo parlato con un dermatologo, uno psicologo e anche gli artisti degli aghi colorati, tra cui uno di fama mondiale, poi vi sveleremo quale. Focus anche sulle spiagge, tutte le novità dell'estate 2019. Manca poco all'apertura della stagione balneare. Lignano, Grado e Trieste si preparano alla stagione e con le loro proposte. E poi parliamo di cattivo esempio, dove in ospedale a Pordenone primo bilancio dell'influenza, 2 morti e pochi medici vaccinati. La scommessa ora si chiama turismo. Staranzano punta su un piano per rilanciare le attività. Allora andiamo a sfogliare insieme il settimanale e partiamo proprio dall'inchiesta di apertura dedicata ai tatuaggi. Il tattoo è più di una moda. Sono 125 gli studi attivi in regione, con un balzo del 1000% dal 2009. Visto il boom di imprese e recenti sequestri di pigmenti, meglio fare chiarezza sui pericoli che si corrono a fior di pelle. E allora ecco qua i consigli utili del dermatologo per non correre rischi. Abbiamo sentito il dottor Giuseppe Stinco, direttore della clinica dermatologica del Santa Maria della Misericordia di Udine, e poi anche lo psicoterapeuta, che ci parla in particolare di una delle ultime mode in campo di tatuaggi che si è vista soprattutto nell'ambito diciamo dello spettacolo. Un tatuaggio sul viso è una richiesta d'aiuto, parla Adriano Santacaterina, psicoterapeuta che appunto a Udine ci ha fatto un po' il punto su questa novità, nuova moda. Insomma, in realtà è sempre esistito, però non sono ammessi. Eccolo qua, Achille Lauro è uno proprio dei volti noti che ha dei tatuaggi in viso, e abbiamo anche dedicato ai VIP ovviamente un approfondimento, VIP locali e non, che sfoggiano i loro tatuaggi. Vedete Elisa, Lodovica Comello. E bene, abbiamo intervistato uno dei tatuatori più famosi al mondo, si chiama Alex De Paz, è allo studio a Grado e insomma dice, mette in guardia gli sprovveduti che si fanno tatuare dai non professionisti per risparmiare, ma punta anche il dito contro i colleghi che non rispettano le norme igienico-sanitarie, e insomma questo è poi il nocciolo della questione. Abbiamo fatto anche il punto sui diversi stili, sull'età anche di chi si fa tatuare, dai 17 ai 75 anni e oltre, e poi il lavoro di squadra. Abbiamo sentito altri appunto tatuatori per fare un po' così il punto della situazione anche nella nostra regione. Ci spostiamo e andiamo a pagina 12, dove si parla di estate, di stagione balneare e di mare. Si parla di Lignano, di Grado e di Trieste, perché gli operatori balneari della regione si sono uniti al Dacia Arena di Udine per parlare delle loro proposte. Molte le novità, ma si guarda con preoccupazione anche alle scelte dei tour operator. Proseguiamo la nostra lettura con il pordenonese. Allora, abbiamo deciso di fare il punto per quanto riguarda la situazione dell'antinfluenzale. Ecco chi dà il cattivo esempio. In Friuli Occidentale quest'anno meno del 20% del personale sanitario dell'azienda 5 si è sottoposto al vaccino contro i virus, ma in passato la situazione era anche peggiore. E quindi insomma Hubert Londero è andato un po' a fare le pulci e controllare chi appunto si è vaccinato e chi no, e poi insomma valutando anche le conseguenze del caso. Paginone, lo chiamo paginone centrale, non è realmente il paginone centrale, però è il paginone dedicato a voi lettori, ai nostri lettori, che continuano a inviarci le immagini chiaramente della bandiera del Friuli esposta un po' ovunque nei loro viaggi, nelle situazioni di sociali, e quindi ecco qua un bel purpurri di scatti.
Andiamo oltre, perché questo numero c'è anche il Family Casa all'interno del nostro settimanale. Come cambia il piano casa in Friuli Venezia Giulia? Nuova legge, la regione modifica le regole per chi vuole ampliare case ed edifici, più libertà, ma a patto che di riqualificare ciò che già esiste. E poi andiamo invece a vedere le pagine della cultura, in questo caso pellicole e giornalismo, per raccontare il presente. Si parla delle voci dell'inchiesta a Pordenone, che analizza i nostri tempi attraverso documentari in prima nazionali, sia leggeri che impegnati, ospiti da tutto il mondo e retrospettive. E poi abbiamo anche la rassegna Poeti, Lettori, Editori, più vicini nel parco. In questo caso si parla del Festival della Letteratura Verde, organizzato appunto a Porcia. E infine cinema in Friuli Venezia Giulia, ogni euro ne vale 12. Anni d'oro, con 874 giornate di riprese, un indotto che ha sfiorato i 17 milioni nel 2018, la Friuli Venezia Giulia Film Commission consolida la sua attività di promozione del territorio, puntando su fiction di qualità e produzioni hollywoodiane anche per il 2019. E qui vedete alcuni volti noti, molto molto noti, perché sono proprio gli attori, anche tra cui Samuel Jackson, che metteranno piede nella nostra regione per realizzare delle pellicole tutt'altro che secondarie. E poi vedete anche i protagonisti del cinema italiano, di alcune serie televisive molto amate, quelle su Rocco Schiavone e Montalbano, tanto per citarne due. Adesso con Tiziano Campigotto ci mettiamo in marcia e raggiungiamo Udine e Riva Bartolini. Andiamo a intervistare il nostro edicolante. Eccoci qua in Riva Bartolini, accanto a me Marco Carnevaletti, titolare dell'edicola. Allora, questa è una zona che è stata interessata da, diciamo, la fase sperimentale della riapertura al traffico. Come è andata secondo te e qual è il bilancio, diciamo? Allora, noi abbiamo fatto un bilancio da settembre, ottobre, novembre, dicembre e decisamente abbiamo avuto un aumento del lavoro. C'è un po' più di movimento, di conseguenza venendo giornali, tabacchi e cose di questo genere, c'è una percentuale di persone in più, quindi c'è un ingresso di persone, quindi c'è una vendita migliorata, diciamo. L'impressione anche di vedere un po' di movimento, di macchine, no? Sembra che ci sia un po' più di vita. Siamo un po', insomma, preoccupati di quello che sarà il futuro, che adesso il Comune ha detto prima di aprire, adesso si chiude. E non c'è mai un'idea chiara di cosa verrà fatto, perché io posso essere predisposto a dire sì, mi va bene la pedonale, il problema è capire come viene fatta. Autobus sì, autobus no, è la pietra, è il porfido, e si fa la striscia e si mettono le casette con i prodotti tipici. Ecco, questa è l'idea, non c'è. Allora, quando una istituzione, il comune, con i tecnici, con chi progetta, chi dovrebbe avere le idee, non può dire, secondo me, chiudo. Deve dire, chiudo, ma farò questo, questo, questo. Perché non si può avere un incarico di gestire una città senza avere le idee di cosa fare. Questa secondo me è la cosa proprio basica, semplicissima. E che poi qualcuno venga finalmente a dirci facciamo una riunione con i commercianti, facciamo una riunione con i cittadini, avvisiamo cosa faremo. L'autobus lo lasciamo? L'autobus lo togliamo? Tutti gli studenti che arrivano, tutte gli anziani e le persone, come faranno senza autobus? Questo è per me il concetto di base da cui bisogna partire, idee chiare, no? E si va avanti. Secondo me questo è il modo di organizzare una strada, un movimento che coinvolge una città così bella. Secondo me una cosa interessante sarebbe la chiusura parziale del centro, nel senso durante la settimana l'apertura, in maniera che anche qualcuno con le auto passi, il servizio dell'autobus deve essere secondo me obbligatorio, mentre durante il fine settimana, sabato e domenica, una chiusura potrebbe accontentare tutti, nel senso che anche chi viene da fuori può camminare per il centro, camminare per questa benedetta via Mercato Vecchio che tutti vogliono pedonale, e così. Se no, se si vuole pedonalizzare anche via Mercato Vecchio si può fare, però ci devono essere dei progetti. Fare
lasciare un cimitero non serve a nessuno, ne abbiamo già uno. Dove preferisci andare? Lignano, Grado, Trieste? Grado. Perché? Perché è più raccolta. Cosa si aspetta dalla stagione? Qualche novità? Speriamo bene. Che ci sia sole, se non altro. Quello è l'importante, che ci sia tanto sole. Tutto da un'altra parte, scusa. Altro. Tipo che cosa? Caorle. Quindi comunque spiaggia dell'Adriatico. Sì. Perché Caorle? Perché Caorle, oltre ad avere il bel mare, la spiaggia, eccetera, ha questo centro storico che insomma è sempre bello anche da visitare, per passeggiare, per mangiare un gelato. È un'altra vita rispetto, secondo me, a Lignano, Bibione, eccetera, anche durante l'inverno. Per cui una località bellissima anche sotto Natale, eccetera. Edicola Friuli finisce qui, grazie Marco per averci ospitato e la Grazie a chiacchierata. voi. Spero di non essere stato troppo aggressivo, ma Decisamente purtroppo- uno dalle idee chiare. Ma purtroppo sono dubbi che vanno avanti da troppo tempo, no? Ci vorrebbe qualcuno che chiarisse bene quali saranno le direttive del centro cittadino, del via Mercato Vecchio, della piazza Duomo, di una via Vittorio Veneto che è azzerata secondo me. Ecco, questo è. insomma, l'appello anche, ecco, ad avere idee, rilanciare un po' la Idee. città. Edicola Friuli torna naturalmente venerdì prossimo e saremo a Magnano in Riviera. Ciao a tutti!